Le apparizioni delle anime del purgatorio a Padre Pio. Salve a tutti carissimi, oggi voglio tornare a parlarvi di uno dei tanti carismi e grazie ricevute da Padre Pio, che era quella di parlare con le anime del purgatorio. Le apparizioni delle anime del purgatorio iniziarono per Padre Pio già in tenera età. Il piccolo Francesco Forgione non ne parlava perché credeva che fossero cose che accadevano a tutte le anime. Sin da piccolo iniziarono ad apparire a Padre Pio angeli, santi, Gesù, la Madonna alle volte, però egli ebbe anche apparizioni di demoni. Negli ultimi giorni del dicembre del 1902, mentre meditava sulla sua vocazione, il giovane Francesco Forgione ebbe una visione. Ecco che cosa vide. Al suo fianco c'era un uomo maestoso di rara bellezza, splendente come il sole, che, preso Padre Pio per mano, lo incoraggiò con il preciso invito: «Vieni con me, perché ti conviene combattere da valoroso guerriero». Padre Pio fu quindi condotto in una spaziosissima campagna tra una moltitudine di uomini divisa in due gruppi, da una parte uomini dal volto bellissimo e ricoperti di veste bianche, candide come la neve, dall'altra parte vi erano uomini di orrido aspetto, vestiti di abiti neri a guisa di ombre scure. Il giovane Padre Pio, collocato fra due ali di spettatori, si vide venire incontro un uomo di smisurata altezza, da toccare con la fronte le nuvole con un volto orrido. Il personaggio splendente che aveva al fianco lo esortò a battersi con il personaggio mostruoso. Francesco pregò di venire risparmiato dal furore dello strano personaggio, ma quello luminoso non accettò. «Vana è ogni tua resistenza, con questo conviene azzuffarti. Fatti animo, entra fiducioso nella lotta, avanzati coraggiosamente, che io ti sarò dappresso, ti aiuterò e non permetterò che egli ti abbatta». Lo scontro fu accettato e risultò terribile. Con l'aiuto del personaggio luminoso, sempre vicino, Francesco ebbe la meglio e vinse. Il personaggio mostruoso, costretto a fuggire, si trascinò dietro quella gran moltitudine di uomini di orrido aspetto, fra urla, imprecazioni e grida da stordire. Un'altra moltitudine di uomini dal vaghissimo aspetto sprigionò voci di plauso e di lodi verso colui che aveva assistito al povero Francesco in sì aspra battaglia. Il personaggio splendido e luminoso più del sole pose la testa di Francesco vittorioso e vi mise una corona di rarissima bellezza, che vano sarebbe descriverla. La corona venne subito ritirata dal personaggio buono, il quale precisò: «Un'altra più bella ne tengo per te riservata. Se tu saprai lottare con quel personaggio col quale ora hai combattuto, egli tornerà sempre all'assalto. Combatti da valoroso e non dubitare del mio aiuto. Non ti spaventi la di lui molestia, non paventare della di lui formidabile presenza. Io ti sarò vicino, io ti aiuterò sempre, affinché tu riesca a prostrarlo». Tale visione fu seguita poi da reali scontri con il maligno. Padre Pio sostenne infatti numerosi scontri contro il nemico delle anime nell'arco della sua vita, con il proposito di strappare le anime dai lacci di Satana. Una sera Padre Pio stava riposando in una stanza al pianterreno del convento, adibita a foresteria. Era solo e si era da poco dispeso sulla branda quando improvvisamente eccogli comparire un uomo avvolto in un nero mantello a ruota.
Padre Pio, sorpreso, alzandosi, chiese all'uomo chi fosse e che cosa volesse. Lo sconosciuto rispose di essere un'anima del purgatorio. Sono morto in un incendio nel 1908 in questo convento adibito dopo l'espropriazione dei beni ecclesiastici ad un ospizio per anziani. Morii fra le fiamme nel mio pagliericcio, sorpreso nel sonno proprio in questa stanza. Vengo dal purgatorio. Il Signore mi ha concesso di venirvi a chiedere di applicare a me la vostra Santa Messa di domattina. Grazie a questa messa potrò entrare in paradiso. Padre Pio assicurò che avrebbe applicato a lui la sua messa, ma gli disse: io voglio accompagnarti alla porta del convento. Tuttavia, come raccontò poi Padre Pio, si rese pienamente conto di aver parlato con un defunto soltanto quando, usciti nel sagrato, l'uomo che era al suo fianco scomparve improvvisamente. Padre Pio rientrò in convento alquanto spaventato. Al superiore del convento, al quale non era sfuggita la sua agitazione, chiese il permesso di celebrare la Santa Messa in suffragio di quell'anima, dopo naturalmente avergli spiegato quanto accaduto. Qualche giorno dopo, il superiore, incuriosito, volle fare qualche controllo. Recatosi all'anagrafe del comune di San Giovanni Rotondo, richiese e ottenne il permesso di consultare il registro dei deceduti dell'anno 1908. Il racconto di Padre Pio corrispondeva a verità. Nel registro relativo ai decessi del mese di settembre, Padre Paolino rintracciò il nome, il cognome e la causale della morte. In data 18 settembre 1908, nell'incendio dell'ospizio era perito proprio quel signore che era comparso a Padre Pio. Una figlia spirituale tanto cara al padre, ad un mese dalla nascita della mamma, al cielo, cioè ad un mese dalla nascita della morte della mamma, si sentì dire da Padre Pio al termine della confessione: stamattina la tua mamma è volata in paradiso, l'ho veduta mentre stavo celebrando la messa. Una sera, mentre solo ero in coro a pregare, sentii il fruscio di un abito e vidi un giovane frate trafficare all'altare maggiore, come se spolverasse i candelabri e sistemasse il portafiori. Convinto che a riordinare l'altare fosse Fra Leone, poiché era l'ora della cena, mi accosto alla balaustra e gli dico: Fra Leone, vai a cenare, non è tempo di spolverare e aggiustare l'altare. Ma una voce che non era quella di Fra Leone mi risponde: non sono Fra Leone. E chi sei? Chiedo io. Sono un vostro confratello che qui fece il noviziato. L'ubbidienza mi diede l'incarico di tenere pulito e ordinato l'altare maggiore durante l'anno di prova. Purtroppo più volte mancai di rispetto a Gesù sacramentato, passando davanti all'altare senza riverire il Santissimo conservato nel tabernacolo. Per questa grave mancanza sono ancora in purgatorio. Ora il Signore, nella sua infinita bontà, mi manda da voi, perché siate voi a stabilire fino a quando dovrò soffrire in quelle fiamme d'amore. Mi raccomando. Io, credendo di essere generoso verso quell'anima sofferente, esclamai: vi starai fino a domattina alla messa conventuale. Quell'anima urlò: crudele, poi cacciò un grido e sparì. Quel grido, lamento, mi produsse una ferita al cuore che ho sentito e sentirò tutta la vita. Io, che per delega divina avrei potuto mandare quell'anima immediatamente in paradiso, la condannai a rimanere un'altra notte nelle fiamme del purgatorio. Le apparizioni
per Padre Pio potevano considerarsi quotidiane, tanto da consentire al frate cappuccino di vivere contemporaneamente in due mondi, uno visibile ed uno invisibile, sovrannaturale.